È una grandissima onorificenza, infatti sono stata super orgogliosa quando mi hanno chiamato per darmi la notizia. Ancona è la città dove ho iniziato, è la città dove mi sono innamorata di questo sport e quindi sicuramente devo tanto a questa città. Infatti ricevere questo premio è molto emozionante anche perché mi lega di più a questa città e sono felice di portarne i colori in giro per l'Italia e per il mondo. Ho compiuto 18 anni da pochi mesi e significa molto soprattutto gareggiare a questi livelli. Sono fortunata perché sono riuscita ad iniziare le competizioni a livello internazionale sin da quando avevo 12 anni, quindi sono in questo mondo da diversi anni ed è un mondo fantastico. Gli obiettivi sono sempre tanti, in particolare in questa stagione nel 2018 punto a vincere le Olimpiadi giovanili che saranno in Argentina ad ottobre, a Buenos Aires. E poi diciamo che ogni anno mi prefiggo degli obiettivi sempre più alti. Dall'anno prossimo ho deciso che gareggerò nella categoria senior, quindi negli assoluti, e vedo quello che riesco a fare. Il messaggio di Mario Piani, che è stato sempre un ottimista e un lavoratore che si è sempre dedicato all'attività trasfusionale, è quello di perseverare sui suoi intenti e quindi di continuare nella realizzazione di altri progetti che erano in corso per il benessere dei cittadini, per il benessere dei donatori, per tutti coloro che hanno bisogno di trasfusioni e di emocomponenti per potersi curare. Oggi accolgo questa benemerenza, civica benemerenza, e sicura che Mario ne sarebbe stato felice e onorato. Io naturalmente sono orgogliosa dell'uomo e del professionista che è stato.